Luigino Poveretti. Piacere, piacere. Abbiamo fatto veramente Ora sta passando. Gli altri stanno in piccolo, pronto al solito sentito. Mamma! Dov'è la mamma? Mammina? Pasticciotto di creme e fragola. Messi sciroppato, vieni qua. Vi voglio presentare il presidente del tribunale. Ma che presidente dei presidenti? Io sono un semplice avvocato, cioè una prima lavoro in mano. Non azzardatemi a fare il modesto, il capo in testa della magistratura, l'avvocato Peppino Fatti Bene. La mia promessa sposa, la marchesina Signorina, il vostro fidanzato ha un po' esagerato. Io non sono né il presidente dei presidenti né il capo in testa della magistratura. Io sono un semplice avvocato, cioè proprio Quello che dice Gegè, sempre ben detto. Padre, abbraccio, carezza, è un amore irrefrenabile. Si vede. Avete chiamato mammina? Ma la marchesa madre è andata a sorvegliare tutte. Poi dava gli ultimi ritocchi alla sorvegliente. Ah, eccola qua. Marchesa, siete desiderata da vostra figlia. Il buffet è tutto pronto! È tutta una vera sciccheria! Tutta roba degna di questa nobile associazione! Magnifica donna assunta! Incantevole donna assunta! Splendida donna assunta! Voglio meglio che state zitti, la marchesa madre, l'avvocato Peppino Fatti Bene. Piacere! piacere. Ma buttami fritto. Ma che schifo. Fai una friccicoria di panello. Agli amici! Stasera stiamo facendo niente! Assolutamente no, aspettiamo gli ultimi componenti. Se intanto vogliamo cominciare noi. Si capisce, se no quasi fa tardi! Filumena, Comandi. prepara il tavolo, grazie. Una mattina mi sono svegliato, ciao bella, è arrivato l'invasore, l'incompetenza, l'indifferenza, e tu porti pazienza e dopo un po' non ce la fai più. Sento i sassofoni che dicono non è cosa per me. Io so sempre così è stato perché stamattina mi incontra l'assesina innamorata tua, la quale mi ha detto che non ti vuole più vedere per il fatto che vince il gioco con noi. Salutati noi. Sì, sì, nella buona voglia me lo fa per il bene tuo. Per il bene mio. Per il bene mio. E posso avere ancora bene io. Papà, non mi fa dire che non mi tengo genio. Ti rappresento a che orga mia. O io mi ha rovinato e o io mi ha da salvare. Ma ecco, un poco mi ha rovinato, un poco mi ha da salvare. La leva, se può fare il problema, non li sente, no? Quando ha visto che il gioco è veramente un piccolo gioco per me, faccio che lo devo fare. Non hai mai coraggio e me levo pensiero. Che è stato? Allora! Davanti a te! Che cosa è successo? Questo
Avvocato? Valdipe! Avvocato! Don Beppino! Mi stavo rilassando! Guardi con te! Mi stavo rilassando! Basta, non voglio essere il vostro giullare, per favore! Don Beppino, fatti bene! Don Beppino, fatti bene! Per favore! Ha pienamente ragione, stia zitto lei, ok? No, dicevo, facciamo un po' di baccalà, partecipate? Ma io parteciperei anche molto volentieri, c'è solo un problema, non conosco assolutamente le regole e rischierei di rallentare gli altri. Non c'è alcun tipo di problema, glielo spieghiamo noi. Commendatore, partecipate al gioco? No, stasera c'ho... Veramente tengo dolore in capa. Sì, hai dolore di capa. Però se lo pregate, quello viene. E allora devi distraere un po'. Cominciamo a puntare. Cominciamo a puntare. 10.000 lire di banco. 15.000 lire. No, io mi ritiro. No, mi ritiro pure io, scusate, ma ve lo spiego. Io ve lo spiego, il mio dottore mi ha detto che ho un gonfio di cuore e non posso prendere certe emozioni, quindi è proprio sconsigliato. Stia tranquillo, giochi solo quando se la sente, ok? Dovete puntare forte, che tanto sto in disgrazia. Sì, a me quando mai per te. Voi che fate? Non giocate così? Io veramente non posso giocare, chi lo può come fa? Mi fate parlare, non mi conviene, Allora cominciamo? Certo, siamo tutti in classe seduti, no? Siamo tutti in classe seduti al tavolo. Voi che fate? Passeggiate, Passeggiate! Che ho detto? Ah, già, aspetta. A mare chiaro di Francesco Paolo Totti e Salvatore Di Giacomo. Quando spunta la luna a mare chiaro, pur le bici ci fanno. Ora ricordo. Andiamo a vedere se è arrivata là. È andata via. L'acqua non è ancora tornata. Non è ancora tornata, ma abbiamo delle riserve. Abbiamo delle riserve. Ok. Allora, chi vuole tagliare il mazzo? Io voglio tagliarlo io il mazzo. No, veramente l'ha detto prima il signore. No, veramente io non ho sentito niente, il signore non ha fiatato, voglio tagliare il mazzo. No, è vero che l'avete detto prima volta. Che cosa? Il taglio del mazzo delle carte. Io non ho proprio fiatato, che si deve tagliare? Non avete detto voi che volete tagliare il mazzo? Ah, già sì, l'ho detto prima io, che detto un'altra volta, detto uno del prima io. Chi vuole tagliare il mazzo? Io! Sì, Vabbè, guardate di qua e di qua no. Va bene. Ma non sta! E questo sta sempre qui! Non ti voglio qui! Dovete tagliare il mazzo. E venite a tagliare. Venite. Venite a tagliare il mazzo, venite. Venite. E quando c'è per Forza! Le carte a terra! E
come le carte a terra? Le carte a terra! Le carte a terra! Acqua. Sai che c'è? Andiamo a vedere se è tornata. Guardiamo se è tornata. Non possiamo farci L'acqua è scesa. l'acqua è scesa, l'acqua è scesa. Allora, visto che quel coglione ha fatto cadere le carte a terra, commentatore, se permette, mischio e taglio di La prima cosa Bravo, bravo. taglio del mazzo. Taglio del mazzo. Mazzo nuovo. Il 5 perde, il 9 vince, il 10. non mi ha simpatico. Il Jolly. La maschera. Prego. E allora fate il vostro gioco. 100.000 lire. Prestami 20.000 euro. Ah, magari come ci va? Prestami 20.000 euro, altrimenti apro qualcosa e mi dai il tabacco. Ecco da dire, dai. Tutto è mio. 200 lire! Eh sì, a seccato male la cucciolella. Avvocato, perdoni, la puntata minima è di 10.000 lire. Ma sì, Però così, un gioco è lento, è lento, è troppo lento, e a me sta luce mi dà fastidio alla cama, Aspetta, dai che l'anno che mi avete dato un po' e non mi ricordo il lento, e allora, vabbè, così mezzo voltate, 10, 9. 9, 4. Beh, io un bel 8. 8, e io, 3, è favorito, vieni. Grazie. Commentatore non mi avete Fate il pagato. vostro- Non mi avete pagato. Io avevo l'8, si ricorda? Sì, no, ma io vi ho pagato. Avevo diverso fiche, non ne ho nessuna qui davanti. Non mi avete pagato quello che era. E se vi dico che vi ho pagato, io non sono l'imbroglio. E che l'imbroglio che cosa sono io? Quando vi dico che non mi avete pagato, non mi avete pagato, qui c'è il signor Poveretti che ha vinto tutto. Può chiedere, può chiedere. Allora, ho pagato. No. Quello non ha capito. L'avvocato vuole sapere se gli ho pagato la vincita. Ah, ecco. Ecco. No, ma amici non gli avete proprio pagato. Non glielo ho pagato. Che favorito? Scusate. Ma cosa fate lì? Cambia l'avvocato, che gli date fastidio. Venite qua vicino. Ah, ecco. Nuovo giro, nuova corsa. Fate il vostro gioco. 30.000. 40.000 euro.
200.000 lire. 50. Io vorrei 10.000 lire. Ma no, non chiamarlo voi con la stessa. Ma vengo prima, non comincerai da altro regalino. Scusate, che ho un po' di prurito. Mi sto grattando. Aspetta, non grazie. Non vai a grattare! Non puoi sapere dove mi prode. E dove mi prova? Mi sto grattando ancora. Scusate. Deve essere il cappello, è una cosa strana. Apposta, mi sono grattato. Allora, ascolta. 3. 5. 4. Io purtroppo questa volta ho solo un 2. 5, 4, 2. E io 1. È uscito uno. A Roma è uscito una. Bravo Cecè, sei la di fortuna per Cecè. Bacio shushu, abbraccio shushu, carezze shushu. Come stai pigliando cucu? Mi da pazza la faccia la box da panna, capito? Oggi portutina da po'. E voi mi siete messo per lasciarmi vicino, quella non capisce niente. E se lo vuoi sapere, non mi saluto mai queste tu, me lo faccio vedere i cimboli che c'è. Ma manco non finisce bene. Me lo faccio vedere i cimboli che c'è. Perdoni, avvocato, salle donne. Già, il sesso debole. Avvocato, questo non è stesso né debole né forte. Questo mi ha fatto un sesso scemo. Fate il vostro gioco. Ma te sei matto! Te sei matto! Non mi presto a questo genere di truffe! Te sei matto! Maestro, Redattore! È roba da pazzi! Roba da pazzi! Vi do un consiglio, Lei dovrebbe stare molto attento ad ammettere certi e poi, no? Secondo, mannaggia, mannaggia! Questo! Basta le gambe! Guardate! Morto in sé! Basta le gambe! e andiamo a vedere se è tornato. Se non ci vediamo con l'acqua, L'acqua è scesa. l'acqua è scesa di nuovo. È scesa per il campo, è scesa. Nuovo giro di Aspettate, io vi devo annunziare. Non vorrei conosciate. Io sono la mamma. Penso degli amici. La mamma di Giovanni. Fate il vostro. Che seguono a fare? Ma non ti importa. Sei sempre qui. A pensare con tutti quegli anni. E con la povera Cristina. Lei è tutta. È ridotta una strada. Se ne vuoi venire a casa? Andiamo. Oh, e prendi pure a casa. Basta, non ce la faccio più. Vattene a casa. No, devi venire con me. Andiamo. No, io non posso lasciare la compagnia. Bella compagnia. Questi quattro coglioni che non pensano altro che a levarti la camicia da dosso. State zitta, da chi le sentono? Tu vieni con me, altrimenti io faccio cosa da pazzo e ti
favore. Hai detto che andai al buffo. Possiamo continuare, ok? Ma che sta? Qui non ce la faccio più. Voi a mio figlio lo dovete lasciare in pace. Avete capito? Perché io vado a chiamare la questura. Oh, Cettina, cosa questura, cosa? Qui siamo tutte persone per bene. Oh! Voi mi avete rovinato la mia famiglia. Avete distrutto il mio figlio. Voi, Struzzo, non pensate alla vostra famiglia. Vedete lì il circolo della caccia. Ma che bello esempio date. A voi, per me! Vattene a casa! Bravo, e come fa? Come pigliare a schiaffo? E vieni a casa e te la piglia a schiaffo con la povera Titina. Così finalmente potrà stare in pace. Qualche socio che vuole salire? Io ho 300.000 di la stessa cosa. Ah, sono fratelli. Quando finisco. Ma che donna Reggio? Sant'Antonio Abate. San Francesco. Ma guardate, tenete confrontato, ok? Ma troppo buono. Bella mia, Porta fortuna, via da me. Bello. Bello questo qua. Però questo uccide meno, Sì, le volte rispetto Fermi tutti, polizia. Eccolo scherzo, arrivi. Però non è uno scherzo, dico. Fuori il grillo. E che? Quale grillo? Il mallotto. Proprio volesse far credere che non stavamo giocando. Sì, signore, stavamo giocando, ma non con tanto interesse. Tu la devi delegare, ma non la poteva assistere in compagnia. Non c'è nessuno a conoscere. E tu che ci fai? Signore delegato, questo è mio figlio. Guardate, è un bravo giovane. Ma questi sono tutti i broglioni, vedete? Ma quale broglioni? Oh, Cettina! Qui siamo tutti gente creteri. Sei pure armato. Ne tengo una pure io. Quasi tutta me e questi me la tengo io. Cosa te ne faccio? Ci andiamo a fare una bella passeggiata. Una passeggiata. Allora, sapete, giù dietro l'angolo c'è una gelateria, fanno il gelato artigianale, voglio offrire il gelato a tutti. Ma questi signori vengono con noi. E certo, come no? Quanti gelato dovete pagare? Non per più. Ho vinto più di 500.000 lire e caro, ne ripreso prima alle signore, soprattutto a una. Quello proprio. Se c'era una scusa per scherzare. Eccola qua! Ci stava anche la sorpresa.
basta. Ma io ho giurato che vi distruggerò e vi distruggerò. Avesse essere l'ultima cosa che faccio. Ho salutato anche nel quartiere che mi voleva ammazzare, vero? Ci voi siete codardi, mi ho giurato che vi distruggerò e vi distruggo tutti, corpo del diavolo!